Buongiorno a tutti amici. Buongiorno. Primo risveglio sull'isola di Koh Phangan. Stiamo andando a fare colazione, sono le 7:30. Sì. Dobbiamo capire, scoprire, vedere un po' dove farla. Dove farla e cosa mangiare. E poi rientriamo, lavoro, Davide magari si mette un po' a studiare e di pomeriggio alla scuola. Dobbiamo fare tantissime cose. Oggi state con noi e vediamo come organizzare e come si svilupperà la giornata. Andiamo a mangiare. Allora, qui dovrebbe essere un posto tipo lì. Sì, esatto. Potrebbe farci molto comodo. Esatto. Qui stanno già preparando i sacchetti che vi ho detto ieri. Passano le persone in scooter, si prendono il sacchetto e proseguono. Stanno già arrostendo, c'è di tutto, ma noi oggi ci facciamo una colazione all'italiana. Ci facciamo croissant e cappuccino, croissant e succo di frutta. Alla fine non mangiamo cappuccino e pasta, ma salsiccia, uova e pomodori Abbiamo grigliati. preso una English breakfast Sì, totale. che costa 290 baht a testa. E adesso ci beviamo anche un bel bicchierone di acqua fresca, data. Grazie. Messere. Anzi che non ci hanno portato una bottiglia di vino. Con questa colazione. Cin cin. Sì. Stavamo facendo un paio di considerazioni e di valutazioni. Allora, la prima è che nessuno scooter ha il bauletto. Sì. E non ce l'hanno perché siamo arrivati alla conclusione che ci salgono anche in 3 e disturberebbe, anche in 4, e quindi il bauletto dietro disturberebbe. Un'altra cosa bella che stiamo scoprendo è che passano, vedete, con questo scooter pieni di sacchetti di roba da mangiare già pronta, già cotta, si fermano nei vari negozi. Questo è un negozio di massaggi e vendono il cibo già cotto. Queste signore che fanno i massaggi se lo comprano e più tardi avranno già il loro sacchetto pronto e lo mangeranno. È bellissimo, La Thailandia per il momento, ragazzi, ci sta piacendo davvero tanto. È un altro mondo e a me piace scoprire i nuovi posti. Guardate questo camion, ragazzi, probabilmente li sta portando tutti a lavorare. Guardate quanta gente c'è dentro. Eccola qui, è arrivata la nostra colazione. Guardate che bella che ne dici, Dato? English breakfast full. Tanta roba, Colazione all'inglese non ci ha spaventato, Davide. No, ce la siamo finita. Abbiamo vinto noi anche oggi. E costa circa 5 euro a testa, non è economica, ma perché siamo già in un posto, in un bar, diciamo, in un'attività un po' più turistica. Non siamo andati dai local, però così Davide ha mangiato bene, ma piano piano scopriremo tutto e spenderemo sempre di meno, ragazzi. Con i soldi del volo, che può essere un po' caro, cioè spendi un po' di soldi, poi li ammortizzi tutti con l'alloggio e con il cibo. E loro sorridono, ti sorridono sempre, gentilissimi, troppo carini, thailandesi. E adesso rientriamo e lavoro un pochettino. Si mettono una crema in faccia, sono totalmente bianchi. Se inquadro questa signora capite cosa sto dicendo, guardate. Buongiorno. Avete visto? Si mettono questa crema in faccia perché non vogliono prendere il sole, non gli piace essere abbronzati, perché le persone abbronzate, forse ve l'ho già detto, sono di un livello, di una classe sociale bassissima, vuol dire che lavorano nei campi, che prendono molto sole, quindi loro vogliono stare più bianchi possibili e si mettono questa crema che le fa diventare totalmente bianche, rimane tipo una pasta che gli rimane sul viso, incredibile. La signora ci ha visto passare, ci ha salutato e ci ha chiesto se volevamo delle banane. Queste sono banane del suo orto, credo ce le voglia regalare. From my garden. Oh, thank you so much. And after I have Guardate, ragazzi, bananine piccolissime del suo orto, gentile. I have Là il mango. papaya. Ah, papaya. And it's Eh? yellow. Sì. Same this you can eat. È buono. Okay.
About 3 or 4 days. 3? Can Tra- 3 or 4 days. Ah, ok. Tra Can 3-4 giorni lo puoi mangiare. Ah, ok. credo. Ok. Ah, Deve sì, sì, macerare, sì, sì, sì. Sì, sì. Same this. Ho capito. Deve diventare più arancione, più gialla. You understand? È molto vero. Okay. Thank you. Thank you. L'ha dato. Thank you so much. Thank you so much. Gentilissima la signora. Papaya e banane del suo orto, non è che arrivano da lontano. Saranno buonissime le banane. Vedete ragazzi, la spesa che ho fatto oggi torna utile. Ero convinto di non usarle. Questa è degli Emirati Arabi, l'ho comprata lì, usano questa, quindi andrà qua dentro e tiriamo fuori quella asiatica. Quindi l'attacchiamo qua su, lavoro 2 orette e poi verrà Mirko, andremo a noleggiare gli scooter. La Rita si allena, io vado a noleggiare uno scooter, c'è Mirko che mi aspetta qua dietro. C'è fresco, Sì, freschissimo. Mamma Adesso mi mia. lancio in piscina. Mamma mia. C'è che caldo assurdo. Va bene, c'è Mirko qua dietro. Adesso esco. Ho lavorato 1 oretta e mezzo, ma voglio prendere lo scooter perché voglio farvi vedere qualche posto nuovo. Abbiamo tanti giorni, abbiamo un paio di isole da farvi vedere. Sarà bellissimo, sarà bellissimo. 3 passi e sono nella via principale dove abbiamo tutto. Eccolo ragazzi, pronto per ringraziarvi anche perché ha ricevuto un sacco di bei commenti da voi. Buongiorno Mirko. Buongiorno a tutti, buongiorno a te, commenti bellissimi, mi fa piacere che sia piaciuto a molti il video, l'inizio del viaggio ad Abu Dhabi, ma ci saranno molte altre sorprese, molti altri scenari. L'ho detto, e siamo solo all'inizio, avremo un sacco di posti meravigliosi qui nelle isole da farvi vedere. Adesso andiamo a noleggiare uno scooter. Ragazzi, qui il casco non se ne usa, non lo usa nessuno e li vediamo anche andare tutti in 3. Non so se sia solo una priorità dei local oppure si può andare in 3 tutti quanti, vedremo. Stiamo barattando un 150 nuovo di zecca a 150 baht al giorno e sarebbe un prezzo ottimo, vediamo se ce lo dà. Mirko sta facendo i salti mortali. Ok? So for 3 months, eh? 1 month, 1 month, 1 month. Okay. Ragazzi, noleggiato per 5000 baht un Click 160, non lo conosco. Click che casa è? Honda, che diavolo è? Non lo so. Vabbè, una cinese. No? Comunque, bello scooterone per 5.000, significa 27 per 5 per 100 e 100 e passa euro, c'è uno scooter per tutto il mese. Honda. Ah, è Honda. C'è anche Sì, sì, è Honda. Honda. Grande scooter, ragazzi, Very good. Very big. Thank you. Thank you. Thank you. Ciao, grazie. Thank you. Scooteroni noleggiati. Siamo venuti a vedere un pezzo di terra che hanno Mumi e Mirko qui a Koh Phangan. Ed è questo. Aveva anche pulito tutto, Mirko invece adesso è ricresciuta tutta la vegetazione. Sarebbe bello riuscire a costruire qualche bungalow, qualche casetta da affittare. Dopo vi faccio vedere qua sotto cosa hanno appena realizzato, una meraviglia, se si riuscisse a fare cose del genere sarebbe fantastico. Ragazzi, eccoci qua, questo è quello che vi stavo dicendo, guardate cosa hanno realizzato qui, è davvero fantastico, stanno poi pulendo tutto, anche qua sarà tutto in ordine, stanno mettendo delle piante, ma guardate che case, mi metto un po' più al centro per farvele vedere bene. Mirko dice che per realizzare una di queste casettine, guardate quanto sono belle, ci vogliono 3 milioni di baht, 85.000 euro. Quindi quello che costa è il terreno. Quello che costa tanto di solito il terreno, soprattutto qua vicino alla spiaggia. Che carine, che carine. Sono bellissime queste. Per lo standard dell'isola sì. Mi potrò avvicinare un po' di più, sì. Sì. Ve le faccio Se c'è vedere. qualcuno che ti dice qualcosa, gli diciamo. Ve le faccio vedere da vicino. Guardate che belle, palafitta. Amaca, terrazzino, con le sedie.
stupendo. Stiamo parlando con la signora e la mamma del ragazzo che ha costruito qui di fronte, quindi il figlio ha costruito qui di fronte, hanno comprato il terreno, questo invece è loro, questa è casa loro, bellissima, e di fronte ci sono queste case che vi ho appena fatto vedere. E Mirko gli sta chiedendo se sono per affittare, da affittare o da vendere, loro le affitteranno, le hanno appena finite di costruire. Stiamo andando a vedere, abbiamo sentito da lontano dei rumori forti, dei colpi, ed erano pugni e calci. E qua si allenano per la Muay Thai, vediamo se ci fanno filmare un attimo. Questa ragazza ha fatto 55 incontri di Muay Thai. Perché dovete sapere che lo sport nazionale è la Muay Thai e poi il cibo. Mirko, vero? Cibo per secondo e il terzo è il badminton. Che una sarebbe? specie di guarda, io non sono molto esperto, però una specie di racchetta molto lunga che va al posto delle palline, hanno dei, come ti posso dire, sorta di imbuti piccolissimi. Sono quelle di palline carta. con la rettina Sì, attaccata, esatto, capito? Dove le picchi fortissimo e fanno un metro. Questo qua è lo sport che fanno a scuola, e invece la Muay Thai è lo sport principale nazionale. Finito a scuola anche i bambini hanno dei corsi specifici per loro e tutti combattono, tutti. E tra la Muay Thai e quelle belle casette che hanno realizzato, adesso siamo ritornati qui perché stava piovendo. Siamo ritornati qui, questa è una terra di Mirko e Mumi, vi stavo dicendo. Vieni. E ve la faccio vedere. Vieni, no, lì dalla sbarra Scendiamo. qua è tutto terreno fino giù, fino là in fondo. Questo è tutto il cumulo di roba che abbiamo tolto quando abbiamo fatto la prima pulizia. Deve venire di qua, attenzione sempre ai serpenti quando si cammina in una terra come questa. Attenzione ai serpenti, attenzione anche alle noci di cocco che ti possono cadere da qua sopra, ragazzi. Vieni. È alta la pianta. Adesso poi faccio venire la scimmia che così pulisce. Ehi, cucciolotto. Amore, scooter preso. Bene. Bagnetto ti sei fatto? Sì. Bagnetto ti sei fatta. Com'è? Bella? Bella. Me lo faccio anch'io adesso. Ci facciamo un altro bagnetto, me lo sono fatto anch'io. Vieni, bagnetto con noi, no? Sì. Ah sì? Sì, è bellissimo. Via. Dai, forza. Ti sei Ovvio che allenata, sì. beata. Sì, mi sono allenata, Beata. ho sudato come una disperata e c'è il sole. E c'è un bel sole, ha piovuto. Siamo andati a vedere con Mirko una terra. Beh ragazzi, bagnetto in piscina non me lo toglie nessuno. Proprio nessuno. Guarda, senti addosso. È alta? Aspetta, no, buono. Guarda, Non è caldissimo. Pronti? via. Eravamo un po' preoccupati all'inizio, non conoscendo i posti, non sai dove trovi da mangiare, perché qui cucine non ce n'è, non conviene, vi ho detto che non si usano. E invece alla fine stiamo da Dio e abbiamo anche la piscina. Di fronte alla porta di casa. Guardate la Thailandia, ragazzi, in piscina sotto un acquazzone. Piove. Ma è successo. Bellissimo. Assurdo, Assurdo. 33 gradi, caldo assurdo, piscina e acquazzone. Ragazzi, volete farvi un bagnetto qui con noi? Sotto un temporale. Porca miseria. Hanno detto di sì!
esperienza in piscina, sotto un diluvio, sotto un monsone, è stata bellissima. Adesso c'è di nuovo il sole, c'è un caldo atroce. Rita sta modificando un attimo un copricostume e andiamo a pranzo. Dobbiamo essere qui alle 2:15 perché Davide alle 2:30 inizia la scuola. Abbiamo lo scooter, l'altro ce l'ha Mirko e quindi usciamo in 4 con 2 scooter. Cosa stai organizzando? Sto tagliando. Un copricostume molto No, carino. io accetto solamente perché devo chiudere queste maniche perché mi danno fastidio, sono lunghissime, quindi metto l'aceto così e risolvo. Ed è molto più carino, hai Quindi tolgo ragione. un pezzo di laccio da qua e lo metto Aspetta, forse c'è già. Che cos'è questo? dentro. No, questo è per appenderlo. E usa quello. Non è che ce l'ha anche dall'altra? In effetti sì, facciamo. Ne fai un nodo con quelli. Là. Aspetta un attimo. Ti aiuto. Ma tanto ormai qua lo Comunque è posso carino questo. tagliare ugualmente. Questo è carino. Ormai lo tiro tutto. Questo mi piace come copricostume, è più elegantino. Gli altri sono troppo grossolani. Questa con... Sì. Eh sì, sì, è più elegantino, sì. Vabbè, allora non lo tagliamo qua, lo rimettiamo qua. Sì. Pronti ragazzi, andiamo a mangiare. Belli questi scooter, non hanno più la chiave, te la tieni in tasca e quindi non devi fare nulla. Sì, e metti in moto. Lo vedi come girano i scooter, Rita? Petto nudo, scalzi. E questo è quello che ho trovato io, va bene, no? È carino. 160 di cilindrata, eh? Eh sì. Honda, nuovo, sono contento. Nuovo di zecca, eh? Così siamo... Prezzo, l'hai detto? Sì, l'ho detto, 166 baht, 4,50 € al giorno. Scooter con Mirko! For me the same gapao but with mumu. Cosa ti mangi anche oggi? Eh? Non mi ricordo più. Niente, non te lo dico. Lo scopri dopo. Un curry. Ti mangi il piatto più buono del mondo se fai una ricerca su Google. Dai, è il mio? Giusto? È sicuramente nella top 10. Quindi adesso lo assaggiamo tutti il piatto di mamma e non gliene lasciamo. Non l'assaggia lei alla fine. Il mio pad thai è pronto. Pattada, Ma no, bantai, non stai mangiando il pattai, stai mangiando gapao. gapao. Confondi tutti i nomi. Va bene lo stesso. No spicy. Primo piatto piccante per Davide e sembra che si riesca a mangiarlo ugualmente, vero Davide? Non è È piccante, come lo fanno. è piccante però si può mangiare. Non è piccante come lo fanno. Primo piatto piccante, Mirko dice che non è ancora ai loro livelli, cioè non sono proprio originali, però stiamo iniziando a mangiare piccante anche noi. Forse il loro originale è ancora di più, ma molto buono. Quindi Rita assaggia il massaman curry, piatto molto famoso, c'è scritto, Buoni al mondo. c'è scritto in internet uno dei più buoni al mondo. Buon appetito Rita. Grazie. Proviamo. Questo è il mix di verdure con anche un po' di carne che abbiamo ordinato per me. Adesso intervistiamo Rita perché ha assaggiato il suo piatto così conosciuto e così quotato e vediamo se anche per lei è buono. Ne hai mangiato di più buoni in Thailandia, vero? Molto più buoni. Poi vabbè, io non amo le zuppe. Proprio quando si dice i gusti sono gusti. Sì, gusti sono gusti, certo. Siamo tornati al nostro motorino, Che però ho paura c'è che là? non riusciremo a salire sul sellino perché è tipo rovente. Andiamo
Rita e Mirko vanno direttamente in un bar a bere un caffè, io porto Dado perché adesso inizia la scuola e poi li raggiungo al caffè. Dado si fa 3 orette di scuola, abbiamo pranzato bene, speso 4,80, speso 13 euro in 4. Beh, Dado comincia la scuola e noi ci facciamo un giretto e spero di farvi vedere la prima dronata in Thailandia. Ci tengo perché poi ci sono spiagge e posti meravigliosi. Adesso 2 scooter, Rita e Mirko e andiamo. Ecco qui, abbiamo un bauletto intero adesso. Vediamo che dice, se si può volare. Rita, prima dronatina. Prima dronatina nell'isola. Prima dronatina fatta, ragazzi, consentito, quindi nessun problema. Dammi soldi. Pieno allo scooter, 2,70 euro. Pieno allo scooterone, aveva un'attacca 3 euro praticamente. Prima spiaggia thailandese, vediamo, ragazzi, Ragazzi, bagnetto, primo bagno in Thailandia. Rita? Un po' di ansia ce l'ho. Da cosa? Oh, da festa. Ma che? Primo bagno a Koh Phangan, ragazzi, è molto mosso, ma l'acqua è bollente. È un paradiso terrestre, è davvero un paradiso terrestre. Mamma mia, non me lo sarei mai aspettato di arrivare anche in Thailandia. Rita, siamo quasi a dicembre? Ragazzi, quasi a dicembre. Oggi che giorno sarà? 28? Forse è 28 novembre. Bello qua,
è veramente caldo. Caldo, eh? Si rientra ragazzi, il primo bagno fatto, meraviglioso. Siamo molto contenti. Acqua bollente, in genere d'inverno in altri posti come le Canarie è congelata, 0 gradi. Qui non si percepisce la differenza. Adesso rientriamo, piscinetta, e vediamo anche Dado a che punto è con la scuola. Adesso ragazzi ci beviamo un frullato in queste panche con questo panorama, eh? Che bello! Ah, che bello! Bel posticino anche questo. Bellissimo, no? Tutto bello pulito, non appena lavato, vedi che è ancora bagnato. Cosa ci siamo presi? Io ho un Passion fruit. E un banana. sono 2 frullati, uno di anguria credo. Oh no, no. No, il frutto della passione, quello Ah, bianco sì, con sì. Sì, i cazzate semini le dico, neri, semini neri. E io un No, frullato, ma e io un frullato di banane. un frullato di banana. Thank you. Grazie, thank you. Che belli. Bellissimo. Invece non era bianco, vedi? Massiccio il mio, una cena. Una cena il mio. Salute Rita. Cin cin. Il mio è davvero squisito. Non male anche qui, eh? Che Thailandia, ragazzi! Bel pomeriggio, Rita, eh? Bello, sì. Bello, abbiamo scoperto un po' l'isola. Una piccolissima parte. Abbiamo tanto da visitare. Adesso mi lavo i piedi e mi faccio un bagno in piscina. Ragazzi, strapronti, ci aspetta Mirko qua in strada e andiamo a cena. Oggi in un altro posto, un posto nuovo. Andiamo? Andiamo. Mirko forse sarà già lì.
Io tiro fuori lo scooter, Davide, ok? No, vai con Dado? Arrivo. Rita, oggi di nuovo thailandese. Sì, mangiamo di nuovo, credo di sì. E poi domani a cena invece andiamo a mangiarci un pesce arrosto. Io pensavo di mangiare il pesce. Oggi volevi mangiare il pesce? No. Glielo diciamo? Pensavo. No, andiamo. Così facciamo anche 2 passi. Oggi ragazzi siamo venuti a visitare un mercato, si chiama Pantip Market. Guardate che bello. Guardate ragazzi dove vi ho portato questa sera. In un bellissimo mercato. Wow. Qualcosina di fritto là. Qualcosina di fritto c'è sempre. Sono delle fritte, io le adoro, le Devi assaggiare che sono particolari. Hello, ciao. Abbiamo deciso di mangiare 2 pescioni enormi, non lo so che pesce sia, però adesso ve lo faccio vedere. Ce li sta scaldando perché loro li hanno cucinati magari un po' prima, magari l'ha cucinato mezz'ora fa e quindi adesso l'ha rimesso sulla griglia, ve li faccio vedere. Ragazzi, quindi oggi siamo organizzati così, nuovo mercato, nuovo night market, e abbiamo dei pescioloni arrosto che non so manco che pesce sia, non è orata di sicuro. Poi abbiamo delle verdure fritte, sono fritte in pastella buonissime, zucchine ho visto, abbiamo dei pomodori e un mix di verdure appena tagliate. Il pesce com'è? Buono? Buon appetito. Mirko invece cosa si è preso? Io Vediamo. ho fatto un mix di noodle, carne e cipolla essiccata. Ragazzi, vi voglio dire quanto abbiamo speso oggi. 200 baht i pesci, 100 queste verdure qua, un piatto di verdure crude, fresche, poi altri 100 e 100 le 2 verdure fritte, i 2 contenitori. Quindi abbiamo speso un totale di 2, 4, 6, 700 baht. Abbiamo speso 700 baht, circa 20 euro oggi. In 3. Va bene? 2 pesci giganteschi. Erano più di un chilo, no? 6 euro e qualcosa. 6 euro a testa. Va bene? 6 qualcosa, sì. Va bene, sì. Rita, così Davide domani anche 2 pomodorini. Ok? Facciamo 2 passi Andiamo. e poi a letto. Andiamo. E ne Rita, gioiellini? Sì, bellissimo. Siamo mangiati 1 chilo di pesce a testa con Rita, sto esplodendo ragazzi. Meno male che il pesce è del leggero, quindi starò bene presto.